Ed eccoci qui, bentornati a Venezia, bentornati sul nostro canale. Ecco, il nostro amico Gabbiano ci ha abbandonati. Sono ancora Sebastiano, sono tornato. Fa molto piacere di rivedervi tutti. Ciao a tutti. Hi guys, welcome back in Venice. And I'm finally back behind the camera to walk with you through the San Polo district. As you can see, now we are on the Rialto Bridge looking at Tifondaco, where there is a beautiful terrace up there. Ciao Eva! And look, today is Friday, April 23rd, and look at the beautiful blue sky. Today is such a good day, it's a beautiful day. Ciao Nina! Today is a really good day, it's a nice day. We have sun, it's a bit windy, but it's a sunny day. The temperature is around 15, 16 degrees, so it looks like spring is finally in town. And today we're going to visit, we're going to walk through San Polo district. Look at the Vaporetto. Ciao Maria, grazie mille. Ciao Roberto, benvenuto. Eccoci qua. Per cui oggi, come stavo dicendo agli amici inglesi che ci seguono, faremo una lunga passeggiata attraverso il sestiere di San Polo, partendo appunto da Ponte di Rialto, per cui lato ovviamente San Polo, dove da qui abbiamo una bellissima vista sul Tifondaco. Ciao Dalia! Eh sì, finalmente sono ritornato, sono potuto ritornare, così passeggiamo insieme. Sì, Eva, con il meteo di oggi sembra davvero tutto un dipinto. Adesso che proseguiamo, quindi scendiamo qui dal ponte di Rialto e guardate i particolari della Corte dei Conti, che è un'ex prigione di Venezia. Guardate i particolari di questi capitelli, di questi marmi. Wow, Nina, no, qui per fortuna non nevica più, sembra arrivata anche la primavera. Now we are going to walk through this beautiful street. I don't want to show you again the mercato area because I just show you a lot of time in the previous live walking, but we walk through this salizada and look how beautiful it is. Sì, Roberta, siamo veramente fortunati dalle previsioni che minacciavano quasi pioggia oggi, con nebbia mattina e pioggia al pomeriggio, invece col vento che c'è, ne è uscita una giornata a dir poco strepitosa. Che c'è un cielo veramente così limpido, non si vedeva da un bel po'. E finalmente, come potete vedere anche da come è vestita la gente per strada, sembra arrivata l'estate, la primavera anzi. Finalmente abbiamo abbandonato i giacconi pesanti. Ciao Marek, per cui adesso siamo appunto nel campo, nel sestiere di San Polo e voglio mostrarvi la bellezza dell'erbaria, che è questo campo famoso per le serate a Venezia tra Cicchetti e Spritz, perché ovviamente è un fulcro, luogo fulcro della città, con questa piccola chiesa che adesso magari ci avviciniamo, dove si narra che tutto sia partito da qua, che la prima
pietra di Venezia sia stata apposta per questa chiesa qua. Vediamo se riusciamo anche a vedere l'interno. Now we're going to walk to the San Giacomo Apostolo Church because it's really beautiful. It is located in Nerbaria, and as you can see, it's a place of Cicchetti and Spritz. And look how beautiful with this sunny day. Unfortunately, there are just some people inside, and I can't show you the beauty of this little church. Ciao Nina, unfortunately no, because due to the COVID, the coffee bar are closing in 20 minutes, so I can't take it. But from Monday, they are open. Of course, I will eat a cicchetto with you. So if you want to comment whether you want to see the next live walking, we can plan also for a cicchetto and spritz. Ciao Paloma. Eh sì, Nina, è davvero un peccato. Venezia senza l'ora dell'aperitivo non sembra neanche la stessa. Now I walk through this one, and here we are. This is Ruga dei Spezieri, as you can see from the inizialetto. And through this street we reach the fish market area, and then we have a short walk. Qui appunto siamo in Ruga dei Spezieri, che collega appunto Rialto con la zona del mercato del pesce. E dai, visto che c'è un sole così bello, facciamo una passeggiata anche per il mercato del pesce, che ovviamente è chiuso, ma il posto dove è ospitato è davvero magnifico. Voi come state? Ed eccoci qua. Questo qui è il campiello, ok? Dove appunto a destra abbiamo il mercato del pesce al minuto. Adesso vi mostro l'insegna. Eccola qua, mercato del pesce al minuto. E qui la mattina ovviamente si svolge tutte le mattine, a parte appunto il lunedì, il mercato del pesce, quindi tipico ed è davvero un colpo d'occhio. Guardate che bella la struttura dove è ospitato con tutto il soffitto in legno. Look how beautiful the wooden roof of the fish market area. And walking along the building, we reach another building, and then of course the Grand Canal. And of course with this sun, we must to have a walk. Ciao David. Hi David. And here look also this building. It is unbelievable that today here every day there is the fish market.
with this spectacular view. Look at this. In this direction, there is the Rialto Bridge, and look at the sky. You have also the moon up there. And look at the view. In front of us now there is the Cadoro. E guardate la bellissima vista. Come dicevo appunto a destra c'è il ponte di Rialto, che ovviamente c'è la curva per cui non si riesce a vedere, e da questa parte invece c'è la bellissima Cadoro, per cui la vedete adesso proprio dietro al vaporetto. E abbiamo la visuale sul canale Grande, il lato però diciamo Piazzale Roma, direzione Piazzale Roma. E guardate che cartolina con questa giornata così soleggiata, così bella. Roberto, credo che ormai tutti non vediamo l'ora di assaporare un po' più di libertà, di farsi una passeggiata con qualche amico, con qualche familiare a Venezia o nelle proprie città. E anche per bere, come dicevo prima, a Paloma uno spritz con un cicchetto. It's not so fun in Nina because, of course, without tourism, the city, as you can see, is empty. So there's nobody around, and of course, all the shops, restaurants, coffee bar are closed. So it's not an easy moment in Venice, and so. But we hope that from Monday somebody can reach Venice and can help us to going on. Maria, davvero grazie. Ci fa molto piacere e poi soprattutto sapere che ci guardi dal Giappone ci rincuora molto perché ci fa ovviamente piacere pensare che ormai siamo tutti collegati da Venezia, Giappone a America, Canada. Ho visto prima qualcuno scrivere dal Canada, per cui è davvero un piacere. Brasile, Eva, è vero. So, grazie davvero a tutti. Thank you a lot to all of you. So now we leave the campo delle Beccarie. You can see the name on the inizialetto in front of us. And now we are across this bridge and look at the cat just looking. C'è un gatto che ci spia. And here we are in Sester de San Polo. And now we have a beautiful walk. And we across this Santo Portego. We walk through. Look at
Today is empty. Nobody around. Oh, really, really, really empty. Now we turn right. I want to show you the San Cassiano Square. Campo San Cassiano. Not a square, on a campo. It's really nice with the church and the bridge. Adesso appunto alla fine di questa calle arriviamo in Campo San Cassiano, che è veramente bello, dove ci sono addirittura tre ponti e c'è la chiesa, ormai una chiesa. C'è la vera da pozzo qua in mezzo. And we don't cross this bridge because now I show you, if you across it, you finish the San Polo, the stair di San Polo, and it begins the stair di Santa Croce, di Santa Croce. Per cui non lo attraversiamo e rimaniamo di qua, ma vediamo la bellezza di questo campo, con appunto la sua chiesa imponente, dove purtroppo non ha una facciata vera e propria, perché l'ingresso è proprio, adesso mi avvicino, è questo qui. Diciamo che l'ingresso è un pochino anonimo. This is the entrance of the church. It doesn't have as in all the churches in Venice a beautiful facade, but it's really nice and it's really big. È davvero grande. E come vi dicevo, appunto, questo campo è caratterizzato da questi tre ponti. Questo qui è privato perché appartiene a questa casa rosa. E poi ovviamente questi due altri ponti che vi portano alla sestiere di Santa Croce. Per chi volesse vedere il sestiere di Santa Croce, abbiamo già fatto una live molto bella, per cui se andate sul nostro canale la potete vedere. È veramente molto bello anche quel sestiere. Ci sono diversi spunti, diversi luoghi davvero magici. Ciao Nicole! Eh sì Roberto, diciamo che un po' di malinconia ce l'abbiamo davvero tutti quanti. And from here you can see the other entrance of the San Cassiano Church. Look at it. And from here you can also see the tower bell that is not so high. Possiamo vedere anche il campanile, che non è alto come il solito, diciamo un pochino tozzo, abbastanza largo e basso, ma perché appunto è una chiesa circondata da calli strette. E guardate la bellezza di questo campo. Adesso proseguiamo la nostra passeggiata per questa calle. Giriamo subito a sinistra. Guardate la bellezza di questo scorcio con l'altana e il balcone fiorito giusto di fronte a noi.
Look at the beautiful glimpse of this Altana, that is the wooden terrace just up here, with all the flowered balcony in front of us. It's really, it's really nice. Look at this building. It is so high and so green with all these plants. And now we turn left, and I want to show you some of the most famous bakery of Herbaria. Oh, look at this. Look at how it looks like a postcard with the roses and the balcony. Oh. Sometimes losing yourself in Venice is just the right way to visit it because you discover all the beautiful glimpses that if you walk through San Marco, Rialto, you can't, of course, see. Sì, ci sono parecchi cani qui, ma perché appunto, essendoci così poca gente, diciamo, vengono anche spesso liberati e si lasciano sfogare in una corsa, diciamo. Here we have some shops. We have a ristorante Giardino di Giada, one of the most famous Chinese restaurants. And we turn right here. Adesso appunto giriamo qui a destra e proseguiamo. Eccoci qua. Look at this beautiful mask shop. Guardate la bellezza di queste maschere. Un negozio di maschere artigianali veramente bellissime. Veramente davvero caratteristico e molto bello questo negozio. Adesso proseguiamo e attraversiamo questo ponte di ferro, ok? Che oltrepassa questo canale veramente stretto ma suggestivo. E guardate l'entrata di questa casa, addirittura sopra una gradinata, sopra un ponte. Adesso cammino un po' più veloce perché qui ci sono parecchi sottoportici e ho paura che possa cadere la linea. Ovviamente continuate a seguirci se dovesse cadere un secondo che poi la ripristiniamo quanto più velocemente possibile. Ciao Renato, ben trovato. E guardate queste calli così strette, così belle, mi portano in alcune delle cicchetterie più famose a Venezia. Fatto il giro da largo, da strada. Ma loro non sono mai partita. Abbiamo la latteria popolare, abbiamo all'Arco, è uno dei più famosi. Ovviamente è chiuso come vi dicevo, ma
Quando sarà aperto non perdetevi i loro cicchetti perché sono quanto di più buono ci sia da accompagnare ad uno spritz. And look how particular is this church of San Giovanni Elemosinario. And the entrance is under a house because this building are just some houses, but have this beautiful entrance with all the painted roof. Look how beautiful. Dicevo, guardate che particolare questa piccola chiesa che è di San Giovanni Elemosinario, cioè che è la targa, che davvero passandoci davanti non la si nota nemmeno perché non ha una facciata, non ha, a parte un campanile, che è anche molto più alto di quello della chiesa di San Cassiano, come potete vedere, non ha una facciata, anzi, addirittura l'entrata è sotto alcune abitazioni. Queste sono delle case che invadono, diciamo, la facciata della chiesa, perché non esiste più, ma ci sono queste case. Sì, Nicola, è davvero bella ed è particolare perché appunto non avendo una facciata, il 90% delle persone ci passano davanti dritta non pensando e non sapendo che dietro c'è effettivamente una chiesa. Adesso proseguiamo la nostra passeggiata verso Campo San Polo, un campo davvero ampio e davvero anche bello. Quindi ve lo mostro per bene. Now we're walking to the San Polo, Campo San Polo. Unfortunately, all the shops are closed, but it's always nice to have a walk in Venice. But before I want to show you this beautiful glimpse, look how nice. It's amazing this old house with all these plants. Look how cool. And it is all closed, unfortunately. But it's a beautiful glimpse. Yes, Deborah, it's a beautiful part of Venice. This district is really nice. And look how thin is this calle. It's just for one person. Grazie mille, Marek. Grazie davvero. Now we turn right, giriamo a destra.
Era un coso da margini. Okay, now the chat is open to everyone. So look at this beautiful glimpse of this. Oh, look, there's also a black cat eating some plants. Ciao Marco, ciao Rossio. Grazie mille, Debra. Thank you. Oh, GAP G4 P516. Thank you a lot. I can't read your name, but thank you for your donation. And look at this beautiful, beautiful view. Oh, sorry for the sun. And look at how calm is this district. It's really, really nice. I want to show you the glimpse from just here with the breeze. Ciao Sergio, aiuto ragazzi, quanti siete? The stores close. This is the answer for Mona Lisa da Vinci at 7 p.m. is I think 7:30 when they want, but all the coffee shop and restaurant must to close at 6. Guardate la bellezza di questo sestiere così calmo, così tranquillo e con questi scorci davvero, davvero meravigliosi. Questo canale è davvero calmo ma davvero suggestivo. Adesso camminiamo attraverso sotto questo sottoportico. Ma guardate da questa terrazza che cascano questi fiori in metallo, guardate, probabilmente uno scultore ci abita e ha appeso sopra il canale questi bellissimi fiori in metallo, acciaio, con dei pesi. Guardate la meraviglia di questo scorcio. Grazie Ste Mendes. Look at this courtyard. It's a private courtyard, but look with all the plants. It's really. I want to show you. Ok. Non riuscivo a mostrarvelo bene, non riuscivo a mettere il fuoco giusto tra la grata. E guardate quanto è stretta questa calle. Infatti si chiama calle stretta. Sì, non sono così grande, però effettivamente
come potete vedere ci si sta proprio a pelo e non sono di certo un armadio, diciamo. As you can see, the calle stretta is really stretta, really thin, because I'm not so big, but I can't. It's really thin. Now we are across the Grand Bridge. And we walk here. Ora proseguiamo la nostra passeggiata per queste calli strette, ci portano poi a quella che è la strada un po' più principale, che però vedremo poi anche al ritorno, perché c'è un solo ponte che collega queste due isole di Venezia, per cui lo ripercorriamo anche dopo. Per cui adesso giriamo qui a destra, dove c'è appunto Rizzardini, uno dei bar, una delle pasticcerie più famose a Venezia. And we walk on, and we're going to cross this bridge, and we're arriving at Campo San Polo. Only few steps, and sì, Robert, è davvero bello. Sì, ma che dove sei messo? Questo è il ponte della Madonnetta, o the Little Madonna in English. And, secondo qui sotto il sottoportico rimbomba davvero molto la voce di tutti, però vi porta a questa bellissima vista di Campo San Polo, uno dei campi più grandi della città. This is one of the most big campi in Venice, and look how many children are playing football, are playing with dogs. Eh sì, Sergio, è davvero la peculiarità di Venezia e di Santa Croce e anche di San Polo dove siamo adesso, che sono tutte calli molto strette ed è quasi un labirinto, però perdersi è davvero utile tante volte, perché come avete visto nelle calli più strette trovate gli scorci più belli, per cui le strade principali hanno delle attrazioni che però le calli più piccoline riescono un po' di più ad enfatizzarli. Ciao Sebastiano, grazie mille. La scuola di San Rocco riusciamo a vederla più tardi, per cui seguite il live e tra un pochino ci arriviamo. Yes, Letty Madonna is Maria. Ciao Ivan. Now we have a walk through the Campo San Polo, which I want to show you. It's really big. It's really nice. Look at this beautiful house. Sì, sì, facciamo un giretto all'interno del campo, così ve lo mostro perché merita davvero. Yes, Marek is a sort of Disneyland for for children because they can ride their bicycle, their monopattini, play with dogs, football. So
Sì, Nina, purtroppo, infatti la mia voce ogni tanto viene anche un po' a mancare perché tra il vento e la mascherina immagino che a volte eh, non si senta benissimo e mi dispiace, ma purtroppo non posso toglierla. E guardate anche da questa prospettiva, da completamente la parte opposta, le dimensioni del campo è davvero, davvero grande. Look how big is Campo San Polo. E qui d'estate è dove viene attrezzato il cinema all'aperto, che è veramente una cosa molto, molto bella da parteciparvi perché è un cinema sotto alle stelle, però in una location meravigliosa come Venezia. And here is where is located the only uh, open air cinema during summer that is really lovely because you can see the movie behind the stars, but in Venice. Truly amazing. Ciao Rose. Eh sì, i bambini mettono sempre allegria. Children have always fun. Yes, Margot. In Venice, of course, there are not so many trees, but here you can count about six or seven. But it's not so usual to find the trees in Venice and in the Ciao Walter, siamo in Campo San Polo. Look how big is this Vera da Pozzo. Of course, it's big because we have a lot of square meters to walk, and the system behind is under the pozzo is really really big. La Vera da Pozzo ovviamente è così ampia perché con un campo così grande hanno potuto installare una cisterna di notevoli dimensioni, per cui diciamo che ne hanno approfittato. Ciao Gem, ciao Sirius, grazie mille, finalmente sono sì tornato. Mi fa davvero piacere vedere che siete ancora tutti qua, ci seguite ancora, ecco. Significa che l'impegno e la passione che ci mettiamo valgono la pena, mi fa davvero, davvero piacere. Ciao Roberto, ciao Blue Eyes. Adesso proseguiamo, tanto poi il campo lo rivedremo anche al ritorno. E come ci aveva chiesto prima Sebastiano, andiamo verso i frari. Perché adesso giriamo a destra. And now you are leaving Campo San Polo, turning right. And you are walking up to Frari. E San Paolo, sì, perché è dove c'è l'ospedale, Santi Giovanni e Paolo, ma questo è San Polo, per cui senza la A. E siamo lontani circa una mezz'oretta, 20 minuti, sì, una mezz'oretta da Santi Giovanni e Paolo. E guardate un po' la particolarità della chiesa di San Polo, che ha il campanile staccato dall'altra parte della calle. Look at the beauty of this tower bell that is on the opposite side of the calle of the church.
And we are crossing another bridge. Look at the beauty of the view on this side, but look at the beauty of also the other side of the beach. Ora continuiamo, proseguiamo. Tre settimane, 4 settimane. Adesso proseguiamo. Tra poco passeremo un'altra calle super stretta, un sottoportico molto stretto, ed è appunto questo qui a destra. Non è né alto né largo. Lo attraversiamo. Look at the beauty of this little sottoportico. So thin and not so high. And look at the beauty of the blankets just on our hands. Grazie mille, Charles. Ora giriamo. Sì, Ania, siamo ancora in zona arancione. Passeremo in gialla, salvo sorprese, da lunedì 26 aprile. Ciao, chocolate smoothie. Thank you. Gelato. Per cui da lunedì, per tutti quelli che abitano nelle vicinanze, veramente vi aspettiamo, veramente a braccia aperte, perché finalmente ci si può di nuovo incontrare, si può nuovamente spostare, per cui Venezia ovviamente vi attende. Vediamo. Dai, finisci per iniziare. Adesso qui girando a destra potete già vedere le dimensioni della chiesa di Frari, la basilica di Frari. A Venezia abbiamo 3 basiliche e questa è la seconda per grandezza. La più grande ovviamente è la basilica di San Marco. Look at the beauty of the Frari Church. That is the second biggest church in Venice. Of course, the biggest is Basilica di San Marco, and this is the second one, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. That if you come to Venice during Christmas time, it hosts the, I think, the biggest and one of the most beautiful trees. And it's always fun to have a look. And it also has a beautiful presentio. And look
how big it is. I need to go to the canal to see in all her beauty. Yes, basically now we try to have a peek of inside because I see that the entrance on the side are closed, but this one on the facility is open. So now we have to open that there's nobody inside the entrance that can stop us. Yes, the fire because is that when I can't to take off the mask, I try to take it off because I know that with the mask you can listen a bit. That's not so well. So let's have a sneak peek. Okay. Credo che non si senta bene anche per l'aria che c'è. Ah, bene, Renato, mi fa piacere. Siamo in una città d'acqua, però l'acquario ci manca. Comunque sono riuscito dai a mostrarvi un po' l'interno, non sono potuto entrare perché c'erano le altre persone. Spero vi sia comunque piaciuto vedere le dimensioni e l'imponenza di questa chiesa, di questa basilica così grande. Thank you, Han. I try always also when there are not so many people around me, but of course when I need to wear it, it's not so good the audio. E non ho altri microfoni, per cui adesso continuiamo, proseguiamo, giriamo giusto attorno alla chiesa di Frari e raggiungiamo un altro posto incredibile. Dopo 50 giriamo appunto attorno. E ci stiamo avvicinando ad un luogo meraviglioso. We are going to have a look at the beautiful place. Is Scuola Grande di San Rocco.
te he dato una elettricata, ma me parti bien. The sound of the bells. E questa è appunto Scuola Grande di San Rocco, che ovviamente è chiusa, non possiamo nemmeno sciare all'interno. Cerco di mostrarvela da questo angolino qua, dove c'è una visuale migliore. Questa è appunto la cappella di Sistina per i veneziani, perché ospita delle opere incredibili. E guardate la bellezza, soprattutto in una giornata come quella d'oggi. Grazie mille Sirius, mi siete mancati anche voi, perché alla fine ci avevo preso gusto e mi faceva piacere sentirvi tutte le settimane, e anche perché mi piace davvero molto il fatto che tramite queste passeggiate riusciamo a connettere veramente tutto il mondo, dal Giappone al Brasile, da parte da te, per cui adesso ci dirigiamo di nuovo verso Rialto, per cui lasciamo il campo San Rocco. Guardate che bello anche questo scorcio con la chiesa, con il campanile dell'altra chiesa che però è a Santa Croce, per cui non oltrepassiamo il confine del sestiere, ma restiamo appunto in sestiere di San Polo. Guardate l'imponenza, look at the beauty of this facade, it's amazing. Grazie mille Nelson. E adesso ritorniamo verso appunto Rialto, cercando di deviare un pochino il programma, però alcuni pezzi saranno uguali. Adesso comunque li vediamo insieme. Grazie a te Sebastiano per averci seguiti, e mi auguro ti sia piaciuto anche questo scorcio di Campo San Rocco. Now we take the right through Calle Larga. As you can see from the name. And we walk here. Thank you Ronald. If you want to see other live walking, we have a lot on our YouTube channel, so if you want to have a look, we have also San Marco, we have the carnival, it's really nice, and yes, have a look on our YouTube channel. Now we take right and soon left, but look, I don't know if you can
see this beautiful mask shop. Probably you can see only me, but thank you, Howie, for your donation. Thank you a lot. And look at the beauty of this campo. This is Campo San Tomà and the San Tomà Church. Look here at the postcard with this blue sky. And now we go on. Thank you, Basil. Ovviamente non era il mio scopo, era mostrarvi la bellezza delle maschere in quella vetrina. And look at here we have the casa di Carlo Goldoni, so Carlo Goldoni's house. Look at the beauty of this building. Yes, Mona Lisa, they are back to school. And here on the left we have another beautiful mask shop. I try to get closer and see the beauty. Look at the blue big one. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ok, ma il fatto che sia fondata sul lavoro. And now we go on. We walk on. Now we take the left. Adesso appunto seguiamo anche un po' le frecce per Rialto. Comunque guardate l'imponenza di... Grazie mille Adriano, grazie davvero. Guardate comunque le guglie della facciata della Basilica di Frari, guardate l'imponenza anche da così lontani. Ancora si vedono, per cui davvero un colpo d'occhio. Agua también. Enfermedades por todos lados, ya me está dando mucho más cosa. Yes, the blue one and the mirroring one
were for sure giants. Fanculo. Carriera finita, matrimonio finito. Sì, vai. Cazzo, sta qua. Thank you hooligan mama, grazie davvero. Le vostre donazioni ci aiutano a proseguire in questo nostro progetto, per cui grazie di cuore. Molto meditato. Questo, come potete vedere, è una calle che abbiamo già camminato prima, ma perché purtroppo quel ponte è abbastanza unico per collegare le due isole del campo di San Polo con i frari, per cui siamo dovuti ritornarci sopra. And now we are coming back in Campo San Polo. Ciao Edify, oh sì, Edifier. And we are back in Campo San Polo with all the children, but I think they are going at home. They are not they're not playing anymore. Yes, we are waiting for you, AGBDS. Adesso come la risolviamo? I hope to welcome you again, all of you. And I want to show you this particular glimpse, this peak. Guardate la bellezza di questa corte con il canale. Look at the beautiful courtyard with the private canal. I can't translate what the angry guy says, so it's better for you that don't know what he has